Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di queste persone false, come riconoscerle. Certamente è un campo molto vasto e questa è solo una piccola pillola, però il vostro Marietto Veneziano vi chiede prima di iniziare di iscrivervi al canale di The Garden Marietto Veneziano, di venirci a trovare sui nostri gloriosi gruppi Facebook e anche nel canale di Telegram, dove lunedì sera alle 20:30 il The Garden Marietto Veneziano, coadiuvato da Milas, tengono un percorso esoterico gratuito in cui possono partecipare tutti. Ormai siamo già più di 160 e vi aspettiamo tutti. In più il Marietto Veneziano al mercoledì sera alle 20:30 tiene una live gratuita dove siete tutti invitati per fare una domanda con risposta gratuita. Bene, iniziamo pure questa micropillola su come riconoscere persone false. Una cosa però importante che il vostro Marietto ci tiene a precisare è che non solo Marietto ma anche Gurdjieff e Bardon a un certo punto, quando spiegavano sugli insegnamenti, dicevano molto chiaramente che ad alcune persone non si possono spiegare certi insegnamenti proprio perché non ci arriverebbero, non sarebbero in grado di capirle, e quindi automaticamente anche il maestro, non perché il vostro Marietto maestro che non si ritiene un maestro, ma però alcune cose in alcuni ambiti non si possono dare, no? E nel Vecchio Testamento o nel Nuovo Testamento, insomma nella Bibbia c'era scritto: non buttate le vostre perle ai porci. Questo però non è che è una bugia o una falsità, ma è che alcune volte purtroppo non si può dire tutto a tutti. Però a parte questi casi molto particolari in cui effettivamente sembrerebbe quasi una bugia, no? Come le classiche bugie bianche che i regali a Natale li porta Babbo Natale, no? Del resto invece la situazione è un po' più duretta o drammatica, perché capita molte volte, ad esempio, che in alcuni posti di lavoro ci siano delle persone che siano un attimino, un pochettino, o diciamo sfuorvianti, e questo lo si vede perché magari hanno degli atteggiamenti che la programmazione neurolinguistica riescono a smascherare. Io qui non voglio fare, come si suol dire, lezioni di programmazione neurolinguistica, però vi voglio dire che queste persone, sia nei posti di lavoro sia anche nella coppia, queste persone qui si possono smascherare subito tramite la rilevazione dei BOVIS. I BOVIS sono un grandissimo aiuto, come la programmazione neurolinguistica chiaramente, però lavorano in un altro ambito, cioè praticamente le persone che sono sotto una certa soglia, che è più o meno sui 6.500 BOVIS, rientrano in quella forma di persone che sono attaccate alla materia, e quando una persona è attaccata alla materia, chiaramente diventa automaticamente una persona che per poterla accedere userà qualsiasi tipologia di mezzo a sua disposizione, e quindi il 90% delle volte userà la bugia, la falsità, dirà una cosa per un'altra, sempre mentendo, ma purtroppo sembrerà una cosa assurda. Questo non è che lo fa con malvagità o intento, lo fa proprio perché sono fatti così, cioè non è che li si può cambiare dandogli una medicina o cercando di portare dal psicologo o dal psichiatra, no, purtroppo il loro meccanismo mentale è fatto in quel modo lì e non si può fare niente. L'alternativa è chiaramente o allontanarsi oppure usare delle strategie magiche per dargli in un certo senso un po' di tranquillità in questo mondo, in questo caos che si sono creati all'interno. Certamente non è una cosa che risolverà tutto, però sicuramente aiuterà un attimino. Quindi queste persone possono essere donne, uomini e anche bambini, soprattutto bambini. Non è che nella loro vita potranno migliorare di tantissimo, perché hanno questo karma e devono svilupparlo. L'unica cosa che una persona che non è come loro,
quando si accorge che non è come loro, dovrebbe svincolarsi e allontanarsi, perché da questi soggetti non c'è niente da raccogliere. E purtroppo è un discorso materialista in un certo senso, però noi dobbiamo prima di tutto preservare i nostri corpi sottili e la nostra anima. Quindi da queste persone bisogna sempre, e dico sempre, allontanarsi. Il vostro Marietto ha dato una lezione, la 14, la lezione 14 di radiestesia basic, in cui c'è un circuito che aiuta a tagliare questi legami con questi personaggi parassitari. Ecco, metto qui in descrizione, cioè in sovrappressione, il circuito, e chi vuole può andare a vedere la lezione 14 del vostro Marietto veneziano, così che incomincia a mettere un piccolo argine con queste persone che lo parassitano con le loro falsità. Bene, cari amici, detto questo, il vostro Marietto veneziano vi saluta e vi chiede di iscrivervi al canale di De Gare Marietto veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!